è stata avviata a partire da un'analisi sulla situazione demografica, calo della popolazione, invecchiamento della popolazione, giovani che se ne vanno da Venezia, queste considerazioni che leggiamo sui giornali quotidiani più o meno tutti i giorni, a partire però da dati, da quantificazioni e da conoscenze più specifiche possibili. Su questa base poi abbiamo cercato di sgrezzare l'argomento cercando di affrontare per temi le questioni abitative, il problema delle abitazioni, il problema delle abitazioni turistiche, il problema delle abitazioni per gli studenti, e poi via via con oggi cominciamo a affrontare questioni di lavoro, non perché gli argomenti non siano fortemente intrecciati tra di loro, ma perché inevitabilmente devono essere affrontati un po' alla volta. Quindi con oggi cominciamo la terza parte di questo ciclo che riguarda appunto come cambia il lavoro a Venezia. E come cambia il lavoro a Venezia oggi lo affrontiamo dal punto di vista di un argomento che ad alcuni di noi, le persone che sono in prima fila in modo particolare, sta particolarmente a cuore, che è entrare nel merito e conoscere meglio la situazione delle quantità di fondazioni artistico-culturali che sono nate negli ultimi 4-5 anni a Venezia, che sono tantissime, che si vanno ad aggiungere naturalmente a fondazioni già esistenti, ma rispetto alle quali le cose sono aumentate, hanno avuto un incremento assolutamente vertiginoso, rispetto a cui Venezia sembra essere particolarmente attrattiva. E l'ipotesi di partenza è stata quella, ancora una volta, come già per gli argomenti precedenti, di cercare di quantificare, di avere degli elementi di informazione molto più precisi possibili. Non è semplice, ma insomma il problema rispetto al quale tutto il ciclo in qualche modo è stato impostato è quello di dire che a Venezia abbiamo bisogno di parlare nel modo più circostanziato possibile di questi processi di cambiamento o processi in corso, piuttosto che di luoghi comuni di cui invece siamo pieni nei giornali quotidiani, nei media e anche nei discorsi fra di noi cittadini. Allora, come cambia il lavoro significa anche prendere atto del fatto che i veneziani sono sommersi dall'overtourism, non ne possono più dell'overtourism, ma che forse esistono dei settori di attività che sono potenzialmente un indice di cambiamento possibile, forse di incremento di attività produttive da un punto di vista lavorativo e di attività produttive che potrebbero essere legate anche a competenze, formazioni di un certo interesse, compatibili con una città come la nostra, compatibili con i settori di formazione disponibili, le università o le scuole d'alta formazione che esistono, e quindi appunto dei settori di competenza che non sono soltanto quelli tradizionali. L'ipotesi che ci ha mosso è stata quella di cominciare a valutare quale poteva essere l'impatto sociale ed economico di queste fondazioni che grandi o piccole, pubbliche o private, italiane o straniere, sono nate e sono andate ad aggiungersi a quelle più tradizionali che da sempre esistono, da Fenice alla Fondazione Cini, alla Biennale e così via. Le altre che cosa comportano, cosa portano, sono o meno legate alle prime e così via. Quindi quali sono le novità rispetto a questi settori? Non so quanti di voi abbiano letto, a me la cosa ha incuriosito in modo particolare, il 16 aprile, quindi pochi giorni fa, un articolo sulla Nuova Venezia che diceva i candidati sindaci sono tutti d'accordo, diceva esattamente i candidati d'accordo alle fondazioni private serve una regia unica, improvvisamente tutti si occupano di fondazioni. La cosa è abbastanza singolare, che si tratti di un candidato di centrodestra o un candidato di centrosinistra, entrambi hanno fatto delle affermazioni di questo genere. Simone Venturini ha detto: l'arrivo delle fondazioni private presuppone una regia politica e relazioni costruite nel tempo.
Andrea Martella ha detto che le fondazioni e l'arte contemporanea costituiscono una delle risorse più importanti della città, ma accanto a loro anche altri candidati sindaci come Pierangelo Dazzotto, Giovanni Andrea Martini, Claudio Vernier e Roberto Agirmo, tutti hanno fatto affermazioni del tutto analoghe, compatibili. Allora, io cerco di fare un attimo un passo indietro. Nel 2024 con Antonella Magaraggia, Paola Marini e altri, avevamo organizzato all'Ateneo Veneto una serie di incontri con, già partendo da queste ipotesi a cui ho fatto cenno un momento fa, eravamo partiti e avevamo organizzato una serie di incontri su il tema delle fondazioni, invitando alcune fondazioni che si erano dimostrate interessate e disponibili, e abbiamo avuto delle relazioni da parte dei responsabili, rappresentanti delle fondazioni stesse. Il risultato è stato sicuramente di grande apertura e di interesse, ma ci ha dato l'impressione che le affermazioni che venivano fatte e le relazioni che erano fatte erano veramente poco comparabili fra di loro. Avevamo una serie di informazioni, ma non riuscivamo bene a renderle comparabili fra di loro. Ed è su questa base che poi l'anno dopo, nel 2025, Istituto Veneto e Fondazione Querini Stampaglia hanno deciso di bandire una piccola borsa di studio per cercare di quantificare, cioè di avere dei dati più precisi possibili sull'esistenza, le date di nascita e la consistenza di queste fondazioni e, se possibile, l'impatto sociale ed economico, ma prima di tutto sociale, nei confronti della città. Cioè quante persone erano state reclutate, se erano state reclutate, quanti abitano a Venezia o non abitano a Venezia o non vogliono, non possono abitare a Venezia, eccetera. Ed è su questa base che è stato fatto un bando. Avevano partecipato a questo concorso mi pare 13 giovani di varia formazione, di vario livello di formazione e di varia provenienza, anche degli stranieri, e la vincitrice era risultata Angela Nattivio, ed è la ragione per cui oggi ci farà la sua discorso sul lavoro che ha fatto. Lei ha avuto 10 mesi di tempo per sviluppare questo argomento e per cercare di quantificare e di conoscere meglio possibile. Il punto di partenza chiaramente è stato occorre conoscere per poi poter eventualmente governare un fenomeno che potrebbe essere interessante per l'intera città. Questo è stato il punto di partenza. Devo aggiungere a questo che adesso c'è in corso un secondo concorso un po' più ricco del precedente, perché all'Istituto Veneto e Fondazione Querini si è aggiunto anche l'Ateneo Veneto. Sono 3 istituzioni veneziane, le principali, che si occupano di attività culturali, che insieme hanno deciso di promuovere questa seconda piccola borsa di studio per continuare il lavoro avviato da Angela Nattivio. Il bando è aperto e visibile sui siti di tutte e 3 le istituzioni, scade l'11 maggio, quindi se ci sono persone eventualmente interessate a questo argomento possono prenderne atto, prenderne visione e decidere se intervenire. Questo è un po' lo stato dei lavori e questa è la breve premessa che volevo fare all'intervento di Angela Nattivio, la quale è laureata in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali a Ca' Foscari, ha poi fatto il dottorato di ricerca in Management presso la stessa Università di Ca' Foscari, proprio con una riflessione sulla misurazione dell'impatto nelle politiche culturali e le conseguenze per questi settori. La centralità dell'impatto come misura della produzione culturale. Si è dottorata nel 2025, quindi è giovanissima. Dal 2022 collabora con il centro AICU Arte Impresa e adesso recentemente
e ne siamo molto lieti per lei, ha vinto una prestigiosissima borsa Marie Curie sempre su questi temi, quindi continuerà a lavorare non tanto a partire dalla borsa appena bandita, ma sui temi che le stanno a cuore. Lavorerà a Manchester e lavorerà sul caso di Palermo, quindi, ma questo vi dà un'idea anche dell'ampiezza di questo tema e dell'importanza di questo tema in senso veramente abbastanza generale. Il titolo del suo progetto, quello fatto qui all'interno di Venezia, si chiamava Segni della Laguna, l'impronta delle fondazioni culturali a Venezia. E a questo punto ti do la parola. Grazie mille, buonasera a tutti. Una cosa che ho dimenticato di dire, questa non è la relazione finale della borsa di Angela Nativio, forse l'avrebbe detto lei. Per concludere la sua borsa, che si conclude ufficialmente, è finita il 31 marzo, ma insomma la conclusione ufficiale sarà una conferenza pubblica che lei terrà alla Fondazione Querini, quindi è la tappa finale del suo lavoro. Questa è ancora una fase intermedia molto avanzata, in cui vi darà conto anche di che cosa ha fatto in questo, non è soltanto i risultati, ma anche di come ha affrontato il problema e di come ha cercato di sviluppare un argomento abbastanza complicato come quello che presenterà. Scusate. No, assolutamente, appunto vi avrei detto che la presentazione di oggi in realtà vi lascia con un po' di domande e di interrogativi aperti, proprio perché non è la presentazione finale, ma si concentra un po' più su come cambia il lavoro a Venezia, e quindi volevo provare a farvi vedere l'evoluzione storica, direi in un certo senso, della fondazione come tipologia di organizzazione e di quello che è venuto fuori da questa prima parte di mappatura e di lavoro di ricerca. Iniziamo quindi con il titolo dell'intervento di oggi, che è l'impatto delle fondazioni artistico-culturali, e che vi mette in gioco 3 grandi capitoli, diciamo, di ricerca. Quindi provo a darvi prima un piccolo inquadramento delle problematiche e delle domande che sorgono da ognuno di questi 3 pilastri. Punto primo, le fondazioni culturali. Come ci stavamo dicendo all'inizio, sono una tipologia di organizzazione culturale su cui abbiamo investito tanto come collettività negli anni. Ci siamo detti che hanno un altissimo potenziale per il settore culturale in generale, per l'Italia e nello specifico per Venezia, ma di cui sappiamo molto poco. Abbiamo pochi dati. Quando andiamo a guardare le organizzazioni culturali spesso non guardiamo le fondazioni per una serie di problemi che poi provo anche a farvi vedere, ma di fatto sono tipologie di organizzazioni che esistono ormai da molti anni all'interno del tessuto veneziano, ma di cui sappiamo davvero poco, un po' perché non sono tenute per obblighi di legge a rendicontare tutto quello che fanno, un po' perché nell'immaginario collettivo fino a non poco tempo fa le organizzazioni culturali non erano le fondazioni, ma erano piuttosto i musei, le tipologie più tradizionali, soprattutto pubbliche o private, ma non in forma di fondazione. Il secondo tema è l'impatto. L'impatto per chi lavora nel settore culturale sta diventando qualcosa di onnipresente e che non si può più aggirare. È una richiesta sempre più pressante per le organizzazioni culturali, quella di dimostrare il loro impatto. In una fase precedente delle organizzazioni culturali ci eravamo concentrati molto di più sul regime finanziario, sulla gestione delle risorse finanziarie, quindi volevamo essere sicuri che le organizzazioni culturali gestissero in maniera efficace le risorse pubbliche, private, miste che venivano loro affidate, in modo da raggiungere la sostenibilità finanziaria delle organizzazioni. Data una serie di tematiche, tra cui il dibattito su temi sociali in cui le organizzazioni culturali sono sempre più presenti, dati i problemi delle città in cui sono basate, Venezia non è l'unica città che ha a che fare con l'overtourism, quindi il dibattito si allarga su tutto il territorio italiano e internazionale, sempre di più la richiesta, soprattutto dal pubblico, soprattutto dalle comunità, arriva di capire un po' di più qual è l'impatto che queste producono, e quindi alle fondazioni, alle organizzazioni arriva in vari momenti la richiesta di misurazione dell'impatto, sempre di più nel momento in cui applicano per ricevere dei finanziamenti e poi nel momento in cui dialogano con le loro comunità.
Anche questo è un ambito in cui, vi dico già da ora e poi vediamo un po' più nel dettaglio, non ci sono risposte esatte. Non abbiamo indicatori precisi, non c'è una legge che spieghi alle fondazioni e alle organizzazioni esattamente cosa misurare e come misurarlo, quindi le risposte sono diversissime e le difficoltà sono tante. A queste due grandi tematiche si aggiunge la terza, che è quella del contesto veneziano, su cui precipitano sia il tema delle fondazioni che quello dell'impatto, che però di suo è un territorio complesso per storia e per processi in corso da analizzare. Giusto per darvi due punti di riferimento in più sulle complessità di ognuno di questi tre pilastri, partiamo da quello delle fondazioni artistico-culturali. Ne abbiamo tutti sentito parlare molto negli ultimi giorni e mesi, come dicevamo all'inizio. Ci sembra forse di avere ben chiaro cos'è una fondazione. In realtà il termine stesso di fondazione, cosa fa una fondazione, cosa si classifica come fondazione, non è così strettamente definito. La definizione più comune di fondazione è un patrimonio per uno scopo, quindi due elementi fondamentali. Da una parte il patrimonio finanziario. Non c'è una fondazione che non possieda un suo capitale, delle risorse che le vengono conferite nel momento in cui viene creata, che deve amministrare. Il patrimonio è fondamentale perché serve a garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità nel tempo dell'organizzazione. Non è un patrimonio comune o che può essere utilizzato come l'organizzazione crede da un giorno all'altro, è finalizzato ad uno scopo, appunto. Lo scopo che va indicato nell'atto costitutivo della fondazione serve a garantire la missione dell'organizzazione e il fatto che sia non profit. Come sempre c'è stato un lungo dibattito sulla questione del non profit. Questo significa che le fondazioni possono anche generare utili alla fine del loro esercizio, quindi possono staccare i biglietti, possono offrire servizi di bookshop piuttosto che di caffetteria, ma tutto quello che riescono a racimolare in termini di fondi da queste attività deve essere reinvestito su questo scopo. Tutto sembrerebbe filare liscio per ora. Qual è il problema? Questa definizione va un po' spacchettata, quindi di solito quando parliamo di una fondazione intendiamo un'organizzazione privata, e anche qui negli anni l'Italia si è un po' differenziata dal modello predominante, che è quello statunitense, in quanto non abbiamo solo fondazioni private, abbiamo anche fondazioni in cui partecipa anche il settore pubblico. E come si gestisce il rapporto tra il settore pubblico e l'organizzatore privato nel momento in cui sono entrambi nello stesso collegio a prendere decisioni su quale direzione deve prendere la fondazione? Obiettivi diversi, strategie diverse da combinare. Sempre non profit, dotata di fondi propri, che vanno però utilizzati per perseguire attività in una serie di settori, di cui la cultura è solo uno dei possibili sbocchi. Non è detto che una fondazione operi soltanto in ambito culturale. Ci sono moltissime fondazioni anche a Venezia che operano in ambito scientifico in quanto ricerca medica, scientifico in quanto ricerca tecnologica, ma anche in ambito culturale. Come tenere insieme queste varie aree di intervento? A cosa si dà priorità quando si stabilisce cosa finanziare o che progetto? Questioni di tutti i giorni, ma difficili da affrontare per le fondazioni. E tutto ciò deve essere finalizzato al benessere e al progresso della collettività e della comunità. Quest'ultima parte della definizione di fondazione ha portato in molti, quando si è affacciato il tema dell'impatto negli ultimi anni, a vedere le fondazioni come l'organizzazione perfetta per generare impatto. È un po' insito nella loro definizione, ci siamo detti, devono operare per il beneficio della comunità. In realtà in Italia la questione è un po' più complicata per come siamo arrivati alla storia delle fondazioni in Italia. In un certo senso le fondazioni sono sempre esistite, è un po' una favola. C'era una volta il mecenate, e qui a Venezia abbiamo tantissimi esempi, o il filantropo, che come lascito testamentario disponeva una parte del proprio patrimonio e la destinava alla conservazione, alla valorizzazione, alla fruizione da parte del pubblico della propria collezione personale, della propria biblioteca, del proprio archivio, in modo tale che questo patrimonio culturale venisse tramandato negli anni. Fenomeno sempre esistito che a un certo punto, già dal Settecento, inizia a essere visto con sospetto dalla comunità.
perché si inizia ad affacciare l'idea che invece della cultura in generale si debba occupare il pubblico, lo Stato, l'amministrazione pubblica in tutte le sue forme. E quindi questi patrimoni privati legati a un patrimonio finanziario privato che poteva decidere autonomamente come gestirsi iniziano a essere visti con sospetto. Finché la storia cambia. La storia cambia, però cambia negli Stati Uniti, in cui a un certo punto degli uomini d'affari per antonomasia, quindi Rockefeller piuttosto che Ford, iniziano a stabilire le loro fondazioni. Qui con patrimoni considerevoli, raggi d'azione che in Italia non si sono mai visti, ma inizia a cambiare la percezione delle fondazioni come uno strumento che allora forse davvero poteva unirsi all'azione del pubblico e sostenere la ricerca, la cultura, le arti, la creatività, lo sviluppo delle comunità. Parliamo anche qui di tempi abbastanza diversi, ma siamo all'inizio del Novecento. La fondazione Rockefeller nasce nel 13, ma inizia a svilupparsi appieno negli anni 60, la fondazione Ford siamo negli anni 30, anche a seguito di tutti gli sviluppi socio-economici della società statunitense. In Italia però non arriva esattamente questo modello, arriva invece un modello legato piuttosto al Regno Unito e a tutta quella fase di politiche pubbliche che conosciamo come New Public Management. Quest'idea che lo Stato fosse diventato ingestibile e non riuscisse più a gestire tutto quello che aveva da amministrare, serviva renderlo più agile. Quindi serviva a svuotarlo di responsabilità che andavano delegate da un lato a altre amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, le municipalità, dall'altro si doveva incentivare l'intervento dei privati, perché i privati, non avendo tutta l'infrastruttura burocratica dello Stato, potevano intervenire con più agilità e più possibilità all'interno anche del settore culturale. In Italia, e lo vedremo anche sul caso di Venezia, arriva soprattutto questa versione della fondazione, almeno in un primo momento, che inizia a concretizzarsi dagli anni 2000. In alcuni casi arriva per imposizione di legge, è il caso della grande riforma del settore culturale degli enti lirici che vengono trasformati d'ufficio in fondazioni e devono poi capire negli anni cosa significa essere una fondazione quando prima eri un avamposto di un'amministrazione centrale e adesso invece hai un rinnovato livello di autonomia. Quando guardiamo quindi alle fondazioni e all'impatto nel sistema italiano, abbiamo questa doppia versione. Da un lato una versione che non era pensata per generare impatto, anzi forse il contrario, era molto concentrata sull'interno, su quello che le fondazioni potevano fare meglio e in maniera più efficiente nella gestione delle grane di ogni giorno. Dall'altro invece, con questo meccanismo del privato che sta arrivando sempre di più in Italia e ne sono la prova le ultime arrivate a Venezia, quest'idea di iniziare invece un dialogo con la comunità e che le fondazioni siano profondamente radicate nel territorio su cui insistono e quindi abbiano uno scambio reciproco con le comunità che abitano intorno a loro. L'impatto, un'altra grande parentesi in questa ricerca. Che cosa intendiamo per impatto? Non si sa di preciso e infatti come vedete il paragrafetto che c'è sulle slide è la combinazione di 3 definizioni diverse. Sappiamo che ci interessa molto. In termini molto generici l'impatto è un insieme di benefici, quindi anche qui la somma di diversi interventi nel tempo e di diverse attività, derivanti da un atteggiamento prosociale, una disposizione, un'intenzione di un'organizzazione a interagire con le comunità per fini che non sono soltanto il profitto, l'entrata del biglietto, ma che si estendono alla sfera sociale e che si riversano non soltanto su il visitatore dell'organizzazione culturale, ma su tutta la comunità che li circonda. Un concetto molto interessante, appunto, che ha catturato sempre di più l'attenzione sia del legislatore, che quindi adesso quando mette fuori dei bandi chiede alle organizzazioni di provare a capire qual è l'impatto che questi investimenti, questi fondi che vanno investiti andranno a generare sulla comunità, ma anche alla comunità stessa, che quindi inizia a dire: ah, interessante, vorremmo davvero sapere, siamo qui per questo. Cosa fanno queste organizzazioni culturali per me, che sono parte della comunità, che vivo sul territorio? La definizione sembra di solito accattivante, sembra stare in piedi,
è comunque molto sfuggente. Il problema poi è che nel dover presentare l'application per il bando, nel dover poi rendicontare, bisogna trasformare questo concetto accattivante ma evanescente dell'impatto in numeri, dati e quantificazioni, e questo è un passaggio molto difficile, per cui non abbiamo degli indicatori precisi, uguali per tutti. Abbiamo tantissimi framework, abbiamo inventato tutti i termini possibili per chiamare questo concetto, quindi abbiamo i framework, i toolbox, i toolkit, gli indicatori, i moltiplicatori, un sacco di acronimi che vedete lì sono alcuni più quantitativi e più finanziari. Il moltiplicatore è quello che sentite molto spesso misurare negli articoli di cronaca: per ogni euro speso tramite la fondazione tal dei tali se ne riversano X sull'economia locale. Si applica un moltiplicatore, quindi ogni euro speso viene moltiplicato per 2, per 3, per 4 e questa spesa si riversa sul territorio. Altri sono più finanziari: a fronte di un investimento che la fondazione ha fatto o che lo Stato ha fatto su questo progetto, sono stati generati questi benefici. Altri sono analisi costi e benefici, quindi quali costi ha sostenuto l'organizzazione, quali benefici è riuscita a dare al territorio. Di fatto ogni volta che una fondazione si trova a dover misurare l'impatto, che sia per un bando, che sia per parlare con la propria comunità, si trova davanti una grande scacchiera di indicatori, framework possibili tra cui scegliere. Questa cosa è un problema perché l'altro grande dato di fatto di cui ci stiamo rendendo conto è che questo processo porta via molto tempo, richiede risorse finanziarie, ma soprattutto richiede del personale che un'organizzazione deve dedicare a tenere conto di tutti questi processi, e le organizzazioni culturali sono molto diverse tra loro. Alcune sono abbastanza grandi da potersi permettere di intraprendere questo processo, altre sono molto piccole e non c'è personale all'interno dell'organizzazione che possa stare dietro anche a questo ennesimo processo, che rischia di diventare solo un processo burocratico, solo per vincere il bando e per poi rendicontare il finanziamento, e non invece per davvero dialogare con la comunità. Abbiamo comunque capito alcune cose in questi decenni in cui abbiamo iniziato a parlare di impatto. Il primo è che è estremamente difficile per l'impatto dimostrare il rapporto di causa-effetto. E soprattutto finché si trattava di rendicontare le finanze di un'organizzazione, se niente andava storto era abbastanza facile tenere traccia delle finanze e quindi dei soldi che transitavano all'interno dell'organizzazione e di come venivano spesi. Un bravo contabile faceva il suo lavoro, l'organizzazione aveva il bilancio pronto da presentare. Nel momento in cui mettiamo in ballo l'impatto, mettiamo in ballo le esperienze degli esseri umani che entrano in contatto con la fondazione, e quindi diventa molto difficile spiegare come ci si arroga il diritto di poter dire che il bambino tra gli 8 e i 10 anni che ha partecipato al laboratorio teatrale ha dimostrato poi un interesse più spiccato per la cultura, ed è merito di quello che la nostra fondazione ha fatto. È merito della fondazione, è merito delle maestre a scuola, è merito dei genitori. Come si fa a stabilire questo rapporto di causa-effetto? Molto difficile. Quindi cosa si può fare? Non si può risolvere del tutto questo problema, ma si devono stabilire degli obiettivi prima di procedere a una misurazione dell'impatto, in modo tale da almeno avere un punto di partenza rispetto al quale confrontare poi i risultati ottenuti. Quindi se si sperava, per esempio, di portare almeno 15 bambini tra gli 8 e i 10 anni alla prossima edizione della stagione teatrale della fondazione, e si raggiunge questo obiettivo, si può poi tracciare tutto il percorso per cui, coinvolgendo le maestre, le scuole e i genitori, si è riusciti ad instaurare questo rapporto. Il ragionamento tiene? Sì, ci sono molti punti interrogativi, però senza l'obiettivo di partenza sarebbe ancora più difficile argomentare. Di nuovo un nodo chiave: di solito una valutazione dell'impatto si fa su un singolo progetto di una singola organizzazione. Il laboratorio teatrale con una classe di una scuola primaria. Al massimo si prova ad espanderlo a tutta l'organizzazione, se l'organizzazione non è abbastanza grande. Noi qui abbiamo fatto il tentativo di espanderlo su un'intera rete di 54 fondazioni, come vi dirò dopo. Di conseguenza un numero di questioni devono essere un po' prese a maglia più larga, perché non è possibile andare a vedere, mantenendo l'occhio d'insieme, tutti i dettagli di tutte le organizzazioni, o meglio,
è assolutamente possibile, ci vuole del tempo e quindi ci sono i passi successivi della ricerca che spereremo andrà avanti. L'altro punto è che ci stiamo muovendo sempre di più dai dati e gli indicatori quantitativi ai dati qualitativi, o meglio, non ci stiamo muovendo dai numeri alle storie, ma stiamo provando a complementarli, a affiancarli l'uno all'altro, perché i numeri sono un dato di fatto importante da cui partire e dall'altro lato però non riescono ad esprimere tutto quello che la cultura fa agli individui che vengono toccati da queste iniziative, e quindi ci stiamo rendendo sempre più conto che forse dobbiamo collezionare anche le storie di queste persone, di queste comunità, e che questo può essere un modo per venire incontro anche a quelle organizzazioni più piccole che magari non hanno tanti numeri o la possibilità di tenere traccia di molti numeri, ma possono invece collezionare le storie delle persone che incontrano sul loro cammino. Ultimo tassello di questa storia, il contesto veneziano. Qua vado in velocità perché abbiamo già detto molte di queste cose. Il dibattito sulla cultura a Venezia e l'overtourism non muore mai del tutto in questa città, però ha avuto recentemente una ripresa e un'accelerata. Ne abbiamo parlato tanto: Venezia come giocattolo del mondo, Venezia come Disneyland, Venezia come una città in cui si è investito per molto tempo su una monocultura turistica che quindi ha sviluppato soltanto un determinato aspetto delle attività in città, settore che è legato al mondo culturale da un legame molto complesso. Non tutti i turisti, e lo sappiamo molto bene, che arrivano a Venezia sono interessati al mondo culturale, una piccola parte lo è, non tutti i problemi del turismo sono dovuti al settore culturale e alle organizzazioni culturali, ma c'è un legame nel bene e nel male, e ultimamente alcuni hanno visto le organizzazioni culturali come in parte responsabili del turismo, in quanto richiamano una fetta dei visitatori a Venezia. Altri hanno provato a capire se c'era invece una possibilità per una svolta diversa al ruolo della cultura e delle organizzazioni culturali. Ve lo dimostra anche una velocissima carrellata di articoli, in questo caso non tanto della cronaca politica quanto delle istituzioni culturali a Venezia. Partendo dal 2019, chiunque fosse in città ha notato un'accelerazione. Io ve li faccio scorrere in velocità. Iniziamo dal 2019 e inizia a esserci nel mondo dell'arte quest'idea dell'obbligo di essere a Venezia se si è un'organizzazione culturale che vuole lavorare nel mondo dell'arte contemporanea. Nuove fondazioni che in realtà sono l'eredità di esperienze che già andavano avanti in città, ma anche nuovi arrivi dall'esterno, più o meno contestati, sempre per un certo periodo in palazzi storici a Venezia. Vedremo che anche questo è leggermente cambiato. Arrivo di artisti famosi, questo voi sicuramente non lo decifrerete, ma è Anish Kapoor che compra il suo palazzo e inaugura la fondazione. Sempre più investimenti. Non tutte queste sono fondazioni, alcune sono gallerie, alcune sono associazioni, alcune sono organizzazioni di altro tipo, ma si inizia a notare una certa rincorsa. Piazza San Marco, a un certo punto la politica inizia a dire dobbiamo iniziare a tenere d'occhio il fenomeno. Nell'occasione di una delle ultime autorizzazioni si dice dobbiamo iniziare a pensarci, a monitorare questo fenomeno in crescita. Arte, design, i collezionisti e i fruitori culturali che iniziano a chiedere delle nuove mappature, delle nuove mappe di dove è indispensabile andare a Venezia adesso che hanno aperto così tante nuove fondazioni, gallerie. L'ultimissima, Van Noten, con l'inaugurazione della Biennale. Tutto questo sta un po' ridefinendo, come vi dice l'ultimo articolo, il mondo dell'arte a Venezia, e io invece che con un giornale locale vi lascio con il New York Times su questo punto, che inizia a chiedersi se l'arte sia la via per reinventare Venezia e quindi scappare a tutti i problemi dell'overtourism. Siamo quindi sempre al solito punto di partenza. Per andare avanti però bisognava iniziare da tutto il percorso che era già stato fatto, e da cui nascevano una serie di spunti e una serie di domande. In quanto agli spunti, era chiaro già soltanto dagli interventi che c'era una grandissima varietà di storie, di traiettorie, di modi in cui veniva compreso il ruolo della fondazione nel contesto veneziano e quindi che cosa voleva dire l'impatto per queste fondazioni, tantissime configurazioni diverse, tantissimi vincoli diversi.
fondazioni ancora pubbliche con il blocco del personale, fondazioni con un organico effettivo di 4 persone che quindi avevano un raggio d'azione limitato, fondazioni che per loro mandato lo scopo era quello di relazionarsi per lo più con gli studiosi e non avevano molti sfoghi con la comunità locale, per esempio. Una preoccupazione condivisa per la durabilità nel tempo, soprattutto delle ultime fondazioni. Sappiamo che negli anni qualcuna l'abbiamo vista passare e poi chiudere, arrivare, durare per un paio d'anni e poi rinunciare e andare via da Venezia. Tutti ci chiediamo un po' queste ultime iniziative, soprattutto nel momento in cui poi impiegano anni e questo è un altro primo risultato, dal momento in cui viene annunciata la fondazione al momento in cui non si concludono i restauri e poi viene inaugurata la fondazione, passano anni, alcune volte qualcosa va storto nel processo e quindi la fondazione non inaugura. E l'altro punto era già chiaro dall'inizio che non era possibile pensare a un framework, una serie di indicatori che andasse bene per tutte le realtà che saremmo andati a mappare. Erano troppo diverse tra di loro. Quello che si poteva pensare di fare era però intanto delimitare il perimetro di questa ricerca e poi darci una struttura condivisa, un linguaggio condiviso per cui tutti provavamo a guardare le stesse cose, provavamo a decidere se erano importanti per tutte le realtà coinvolte nell'indagine e da modulare a seconda delle esigenze specifiche di ogni organizzazione. Era quindi importante iniziare a capire quanto era urgente questa mappatura e quest'idea di misurare l'impatto per le singole fondazioni presenti a Venezia, senza dare per scontato che fosse un'urgenza sentita da tutti, ma un importante dato di partenza per capire anche quanto sforzo ci si poteva aspettare, poi quanto coinvolgimento da ogni fondazione. Quali punti critici? Appunto, mancanza di personale da dedicare alla raccolta dei dati, mancanza di dati perché per una varietà di motivi magari la fondazione non teneva traccia di quanti tirocinanti passavano dalla fondazione, di quanti bambini sotto i 15 anni erano coinvolti nelle loro attività. E soprattutto iniziare a capire come montare insieme tutti questi piccoli tasselli per creare, come vi dicevo, un'architettura che fosse condivisa e di cui poi ogni fondazione potesse prendere le parti più interessanti per la propria attività. Tutto questo non si poteva fare senza decidere prima qual era il perimetro da considerare. Questa è stata la parte a cui ho dedicato, diciamo, la maggior parte di questo periodo di ricerca, perché ci sono state non poche sorprese e spunti interessanti nel portarla avanti. La mappatura aveva quindi l'idea di individuare quali fossero le fondazioni artistico-culturali a Venezia, nell'ecosistema veneziano, e iniziare a raccogliere una serie di primi dati per avere un po' un'immagine molto generale a questo punto del fenomeno. Ci siamo limitati quindi alla forma giuridica di fondazione, non associazioni, non altro tipo di organizzazioni, ma soltanto fondazioni, e alla localizzazione geografica entro il perimetro del centro storico e delle isole. È una mappatura completa? Assolutamente no. Da un punto di vista, le fondazioni sono soltanto una delle tipologie di organizzazioni presenti sul territorio veneziano, il tessuto associazionistico è allargatissimo, andrebbe mappato nelle sue interazioni con le fondazioni. Tantissime fondazioni collaborano con altre associazioni, magari non con altre fondazioni ma con altre associazioni del territorio, e non vedendole perdiamo una parte della rete che si va a costruire. Detto questo, serviva un punto di partenza da cui poter poi arrivare ad altri spunti per altre ricerche. Dall'altro lato, geograficamente Venezia non è un'isola, ha dei rapporti con la terraferma, con il resto della città metropolitana, ci sono fondazioni anche in città metropolitana. Di nuovo, la ricerca può essere sempre allargabile, era necessario circoscrivere un perimetro per iniziare ad avere un'idea del fenomeno e anche di quali sono i collegamenti più interessanti da mappare negli sviluppi futuri. I limiti di questa ricerca sono sicuramente stati la disponibilità di dati. Come vi dicevo prima, non tutte le organizzazioni sono tenute a rilasciare pubblicamente dati relativi anche soltanto all'anno di fondazione o all'anno in cui, essendo nate come organizzazione, si sono trasformate in fondazione.
In questa fase non si poteva pensare di andare a bussare porta a porta e chiedere, quindi ci sono comunque dei dati mancanti, inesatti, con un bel punto interrogativo vicino, però almeno abbiamo da vedere nel futuro. E quali sono i limiti delle richieste che possiamo avanzare? Se nessuna delle fondazioni ha ben chiaro il numero di dipendenti, è un problema, però è anche difficile convincerli tutti quanti a iniziare a mappare un nuovo numero che nessuno di loro riteneva importante, quindi c'è anche una questione di calibrazione dello sforzo che viene richiesto o delle risorse necessarie per arrivare a questo dato. Che cosa ho collezionato? L'anno è stato il punto di partenza e ho capito molto in fretta che non era solo un anno che mi interessava. I dati importanti erano non solo l'anno di istituzione, di nascita dell'organizzazione, non sempre l'organizzazione era nata sotto forma di fondazione, non sempre era nata a Venezia e quindi gli anni sono diventati 3. L'anno in cui l'organizzazione è nata nella sua forma originaria, l'anno in cui è diventata fondazione, se non è nata a Venezia, l'anno in cui si è trasferita a Venezia. E questo ci guiderà durante i risultati che seguono. La natura giuridica, quindi fondazione privata, fondazione pubblico-privata, partecipata, se possibile da chi, ma diciamo che qui andavamo già in un livello di dettaglio, sottosettore di attività, perché ovviamente le fondazioni artistico-culturali coprono un raggio molto ampio, quindi abbiamo dentro le arti visive, le arti performative, all'interno delle arti performative abbiamo il teatro, abbiamo la danza classica, danza contemporanea, tutte con esigenze diverse, abbiamo l'architettura, abbiamo il design, abbiamo gli archivi, abbiamo le biblioteche, ognuno di loro ha delle micro regole e dei micro funzionamenti interni che sono molto diversi quando poi le vediamo tutte insieme a colpo d'occhio. La struttura e la localizzazione della governance, ossia dov'è il centro che gestisce e prende le decisioni di queste fondazioni? Sono nate a Venezia, sono governate da un comitato direttivo, organo direzionale che è basato a Venezia, dipendono da un distaccamento centrale, cioè sono un distaccamento di una fondazione che originariamente è basata altrove e eseguono le decisioni che vengono prese altrove. Sono un distaccamento di una fondazione basata altrove, ma hanno un piccolo direttivo locale che quindi ha dell'autonomia. Quanta autonomia? Quanto impatta su cosa decidono di fare, come decidono di rapportarsi con il territorio? Una dimensione indicativa dell'organizzazione, questo il tasto più dolente in quanto quello più difficile da capire dall'esterno, in cui quindi abbiamo integrato un po' con la mia esperienza di residente veneziana. Non sono dati certissimi, ecco, vengono più dalla mia percezione come persona che vive a Venezia e quindi vanno approfonditi, e poi se la fondazione gestisca o meno uno spazio aperto al pubblico, perché ovviamente la gestione di uno spazio comporta automaticamente un certo livello di contatto con l'esterno. L'esterno sono solo i turisti o l'esterno sono anche i visitatori locali, veneziani, studenti, residenti e non, abitanti? Qual è il pubblico di queste fondazioni? Cosa è venuto fuori? È venuto fuori che secondo questi parametri le fondazioni al momento sono 54. Ci possiamo aspettare che qualcun altro annunci un'inaugurazione in pieno periodo di inaugurazione biennale? Probabile. Per ora è davvero una fotografia in questo momento, sono 54. Sono 54 incluse 9 che in realtà sono un po' in deroga rispetto all'essere dentro il perimetro dell'isola e delle isole, perché sono fondazioni che tecnicamente hanno sede altrove. L'altrove può essere il cavalcavia di Marghera piuttosto che la Svizzera, ma in realtà operano pesantemente sul territorio veneziano. Un esempio sul cavalcavia Vempa è la Michelangelo Foundation, che poi è responsabile di Homo Faber ogni anno. È una fondazione che ha un grosso impatto o comunque una grande influenza sulla città e che quindi abbiamo incluso comunque. Una grandissima varietà, come vi dicevo, in termini di quali e quante informazioni sono reperibili per ognuna di queste.
ma anche la cosa che vi faccio vedere tra un paio di minuti, cioè le 3 ondate temporali e quindi anche 3 configurazioni un po' di fondazioni che sono arrivate a Venezia o sono nate a Venezia negli anni, e anche 3 collocazioni un po' diverse all'interno della geografia della città, che stanno un po' cambiando. Una grande disomogeneità in quanto a dimensioni delle fondazioni, ci sono fondazioni molto grandi che, per farvi un esempio, staccano 500 cedolini ogni mese, fondazioni che davvero hanno un organico effettivo di 4 persone, e di conseguenza sono dimensioni di organizzazioni molto diverse da loro, difficili da comparare da un punto di vista della ricerca, difficili da mettere in dialogo da un punto di vista effettivo della rete che si vuole provare a creare. Una varietà di ambiti, come già vi dicevo, tra arti performative e non, ma anche tra attività erogative e operative, cioè attività erogative, si erogano bandi per altri produttori culturali del territorio, oppure si organizzano progetti, mostre dirette, o si fanno tutte e 2 le cose insieme. E l'ultima, quella che vi dicevo, la questione della governance, e quindi di dove è basato il centro che prende le decisioni rispetto a che cosa fa l'organizzazione a Venezia. La mappa è molto piccola e dal fondo della sala non vedrete molto bene, quindi io ve la racconto. Questa vi colloca le 3 ondate, la verde è la prima e sono tutte le organizzazioni che esistevano a Venezia prima degli anni 2000, la gialla è la fase intermedia tra il 2001 e il 2019, la rossa è dopo il Covid, quindi dal 2020 in poi. Qui una grande distinzione. Per il ragionamento che vi dicevo prima degli anni e dei 3 anni si poneva il problema: quale anno prendo in considerazione quando provo a capire l'evoluzione a Venezia? Stiamo parlando di fondazioni, quindi si potrebbe dire l'anno in cui si sono costituite come fondazione, però stiamo parlando anche di impatto, quindi di rapporto con il territorio. Alla fine ho optato per l'anno in cui hanno iniziato ad essere presenti a Venezia. E quindi hanno iniziato a sviluppare un rapporto con la comunità. Alcune sono arrivate dopo allo status di fondazione, però sono pochi casi limitati che infatti adesso vi racconto. La prima ondata, come vedete, è molto concentrata in alcuni luoghi iconici del centro storico. Voi non le leggete, però io vi posso dire che ci sono l'Archivio Luigi IX alla Giudecca, ma come anche il Teatro La Fenice e alcuni un po' le riconoscete se pensate a dove sono collocate sulla cartina di Venezia. Fa un po' eccezione la Fondazione di Venezia, che adesso si è spostata e quindi non la vediamo più nella sua sede originaria, però vedete alcune delle grandi istituzioni culturali veneziane. Per darvi un po' di dettagli in più, alcune sono diventate fondazione in un secondo momento, come vi dicevo, quindi per esempio abbiamo l'Archivio Luigi IX alla Giudecca, che è diventato fondazione nel 2007, la Fondazione Vedova, che nel 2006 ha fatto il passaggio a fondazione, la Fondazione Ligabue, che ha scelto lo status di fondazione nel 2016, e in realtà paradossalmente l'ultimissimo, che è il Teatro Goldoni, in quanto Teatro Stabile del Veneto, che si è trasformato in fondazione solo nel 2023, ma operava sul territorio da molto più tempo. Andandoli a guardare un po' più nel dettaglio, sono 17, considerate le doppie sedi di una fondazione che magari ha 2 palazzi in gestione, sono concentrate, come vi dicevo, nel cuore del centro storico, sono principalmente le grandi fondazioni di una volta, il c'era una volta della slide di prima, quindi grandi lasciti testamentari. Abbiamo l'esempio della Fondazione Querini, quindi un grande mecenate che nel momento delle disposizioni testamentarie lascia il capitale e disposizioni perché il suo patrimonio continui ad essere reso fruibile alla comunità. Abbiamo anche delle traiettorie che non sono esattamente questa del mecenatismo privato, in quanto abbiamo la Fenice, appunto, come vi dicevo, quindi trasformazioni operate invece d'ufficio nel momento in cui quello che era un'istituzione storica veneziana viene trasformata dalla legislazione in fondazione e quindi diventa fondazione lirico-sinfonica. Sicuramente sono grandi fondazioni, grandi in termini di patrimonio originario, grandi in termini di dimensioni, proprio di volume di persone che lavorano all'interno dell'organizzazione, grandi in termini che hanno dimostrato la durabilità nel tempo e che quindi si interfacciano con la comunità da anni. È
interessante mappare quelle poche che hanno cambiato diciamo status giuridico negli anni, provare a sviscerare un po' di più quali motivazioni le hanno spinte a fare questo cambiamento, però per il resto rientrano nella narrazione canonica della fondazione in quanto erede di un grande patrimonio molto consolidato nel territorio. Quelle in giallo sono quelle intermedie, quindi tra il 2001 e il 2019 vedete che è un elenco lunghissimo semplicemente perché vengono istituiti i musei civici e quindi con tutte le sedi dei musei civici rappresentate l'elenco si allunga di molto. Qui ne abbiamo soltanto 2 che in realtà si trasformano e non nascono come fondazioni, che sono la Scuola Grande di San Marco e le ultimissime, le Stanze della Fotografia, entrambe in realtà trasformazioni ancora una volta di realtà che operavano sul territorio da moltissimo tempo. L'aumento, come vi dicevo, sono 34 in questo caso, principalmente perché ci sono i musei civici che contano come una fondazione ovviamente nella mappatura. Iniziamo a espanderci, se ci fate caso, su una zona che prima era vuota, libera, non fornita di fondazioni culturali, che è quella di San Polo, però per il resto rimaniamo comunque tutto sommato nel cuore del centro storico. Una grande prevalenza in questo caso, oltre ai musei civici, di collezionisti per la maggior parte stranieri ma anche italiani, che installano in città la loro collezione permanente e o un'attività di mostre. È la grande parentesi che comprende la Fondazione Pinault, per esempio, quindi grandi nomi dal mondo degli affari, non necessariamente dal mondo della creatività, anche la Fondazione Prada per esempio, che arrivano in città. Spesso la fondazione è già nata, è già operativa in altri luoghi, arriva e si installa a Venezia. Una scelta forse più consapevole in termini di strumento, perché nessuno di loro, a parte le ultime 2 che abbiamo citato, diventa fondazione in un secondo momento, quindi già qualcuno che arriva con un'idea di fondazione ben precisa, meno legata alla comunità nel momento in cui arrivano, e quindi diventa interessante iniziare a studiarle quasi in chiave storica. Non possiamo parlare di impatto per la questione che vi dicevo prima degli obiettivi, non arrivano con degli obiettivi dichiarati, però sarebbe interessante andare a vedere cosa è successo negli anni, da quando si sono installate a Venezia ad oggi. L'ultima ondata è in realtà un arco di tempo molto breve, dal 2000 al 2026, ma sono già ben 13 le fondazioni arrivate in 6 anni. E tanto e poco non è possibile dirlo senza un confronto con un'altra città delle stesse dimensioni di Venezia e con la stessa importanza sulla scena dell'arte contemporanea con Venezia, e qui il confronto diventa molto difficile da trovare. Possiamo basarci però sui dati delle effettivamente fondazioni che sono arrivate, perché di queste 13 nuove aperture 6 sono soltanto tra il 2025 e il 2026, quindi decisamente un'accelerata del fenomeno. Come vedete si stanno espandendo sempre di più in zone residenziali. Cannaregio è la nuova meta d'elezione delle fondazioni a quanto pare, e anche Castello in una parte sempre più verso Sant'Elena che finora era rimasta inesplorata dal mondo delle fondazioni. Dal punto di vista architettonico, che era una cosa che mi balzava all'occhio e che secondo me è interessante da andare ad approfondire, cambia anche la tipologia di edificio che le fondazioni scelgono. Rimane ancora l'operazione sul palazzetto storico, sul Canal Grande o sul canale, ma molte delle ultime scelgono ex architetture industriali a Venezia, palazzi non soggetti a vincoli da parte della sovrintendenza, e in quelle che poi sono diventate aree residenziali, e quindi anche questo è una traiettoria del fenomeno da tenere d'occhio. Cosa succede nel momento in cui non ci sono più i vincoli che la sovrintendenza impone a un restauro su un palazzetto storico? Cosa si può fare con questi spazi? Nel bene e nel male, quindi quali altre possibilità si aprono a queste fondazioni che magari una fondazione nel cuore del centro storico in un palazzo vincolato non poteva per vincoli materiali dell'immobile realizzare, oppure che rischi si corrono nel momento in cui si passa alla fase di restauro.
Cambia anche il tipo di fondatore e l'origine delle fondazioni, meno mondo degli affari e mondo del business, sempre più artisti, sempre più creativi, Anish Kapoor, Gunestekin, Van Noten, tutti gli ultimi arrivi sono tutti artisti che arrivano non tanto o non solo per esporre la loro collezione, ma soprattutto con questo modello delle residenze artistiche in città. Modello che dobbiamo ancora vedere all'opera, perché molti di loro non hanno ancora neanche inaugurato del tutto le fondazioni. Alcuni palazzi hanno avuto delle mostre nel periodo biennale, ma il palazzo è ancora in ristrutturazione e quindi solo alcuni piani sono aperti. Però un modello diverso che prevede idealmente un'interazione con l'ambiente che si trova. Se qualcuno viene a fare una residenza artistica in città, si spera che voglia interagire con la comunità che trova e con l'ambiente che trova, ma che dobbiamo ancora testare dal punto di vista dei dati empirici. E dall'altro lato, cosa succede nel momento in cui queste fondazioni arrivano in un contesto che era ancora una delle piccole bolle residenziali della città, come si interfaccia con la comunità residente che stava già lottando con la nascita degli Airbnb e delle locazioni turistiche non registrate. Di nuovo, nel bene e nel male possiamo immaginare sviluppi felici e meno felici di questa vicenda. Per onore di cronaca ci sono anche alcune che è un po' impossibile mappare, sono 3 nello specifico, di cui non vi so dire un anno preciso. Una è la Corus, che ha annunciato la trasformazione in fondazione l'anno scorso, ma non è seguito un aggiornamento su se il processo fosse andato a buon fine o meno. Le altre sono 2 di quelle che vi dicevo prima, che sono un po' in deroga. Una è la Fondazione Pro Helvetia, quindi fondazione svizzera, che però opera pesantemente a Venezia, ha un ricco programma e un calendario di eventi, concerti, oltre alla gestione del padiglione, ma tecnicamente non ha una sua sede ufficiale. Ha una sede in Campo Sant'Agnese che però non è ufficializzata da sito. E l'altra è invece una fondazione che si occupa di restauro e di ricerca scientifica, che è basata a H-Farm, quindi fuori dalla città metropolitana, ma che contribuisce molto ai restauri che vengono effettuati in laguna e quindi è stata comunque inclusa nella mappatura. Detto questo, il passo successivo è ancora un po' in corso ed è stato quello di provare a disegnare insieme, interpellando le fondazioni, un protocollo, l'infrastruttura condivisa di cui vi parlavo prima, di misurazione e valutazione dell'impatto, partendo da 2 modelli di tutta la scacchiera che vi menzionavo all'inizio. Il primo si chiama teoria del cambiamento. Questo è un moduletto, typo inclusi, di una fondazione di origine bancaria non veneziana, che è quello che si trova davanti una fondazione quando vuole provare a immaginare il suo impatto. Quindi si parte dal contesto, dallo spiegare cosa si vuole cambiare all'interno del contesto in cui si vive, ci si pone degli obiettivi, perché come ci dicevamo all'inizio, senza degli obiettivi concreti è impossibile portare avanti questo processo, si delinea una strategia, quindi tutti gli step da eseguire, ed fino alle azioni concrete, tenendo sempre conto del contesto e dei fattori esterni, sia fattori esterni in quanto fattori che possono facilitare la realizzazione di questo cambiamento, quindi reti, contatti, dialogo con la comunità già in essere, sia possibili ostacoli. L'altro punto che ho utilizzato è questo kit, ancora una volta, di valutazione, che viene da un progetto europeo che si è concluso, che si chiama Museums of Impact, ed è un test di autovalutazione che permette alle organizzazioni di capire a che punto sono e su cosa è importante concentrarsi nel momento in cui devono fissare questi famosi obiettivi per procedere con la misurazione dell'impatto. Andava un po' adattato perché è una serie di domande pensata appositamente per i musei, e non tutte le fondazioni che abbiamo visto sono musei o non sono solo musei, ma siamo arrivati alla definizione di un protocollo con dei punti chiave. Primo di tutti capire l'importanza percepita dalle singole fondazioni, quindi quanto è urgente per le fondazioni che al momento operano a Venezia misurare l'impatto, quanto la sentono come una necessità e per quali motivazioni. Di solito le motivazioni per questo processo sono 3. Una rendicontazione interna, quindi programmare quello che l'organizzazione deve fare e darsi degli obiettivi per il futuro,
rendicontare o dialogare con il decisore politico oppure dialogare con la comunità. Ovviamente una combinazione di queste tre di solito, però capire a cosa assegnano più o meno priorità all'interno quando gli viene proposta, diciamo, quest'idea di misurare l'impatto. Tutta una fetta di domande e questioni sui lavori e sulle varie tipologie di lavoro delle persone che lavorano con la fondazione, che vanno dal volontariato all'assunzione a tempo indeterminato, un ventaglio di possibilità che si spalanca all'interno delle organizzazioni e che non sempre è facile sbrogliare, che si porta dietro tutta una serie di domande sulla residenzialità di queste persone, quindi quante di queste persone vivono a Venezia, quante vivono nei dintorni. Qui non vi dirò più dettagli di così perché appunto arriviamo poi alla presentazione finale, ma questa cosa si scontra un po' con i limiti di quello che è il potere delle fondazioni, quindi quanto possono cambiare effettivamente le fondazioni culturali a Venezia, per cui non è più soltanto un problema di persone che vogliono vivere a Venezia ma che non riescono per una serie di fattori che non dipendono soltanto dalle fondazioni, ma anche di persone che preferiscono vivere altrove per una serie di servizi che hanno a disposizione o meno in città storica, che sta iniziando ad emergere come tema, e il tema delle competenze, quindi nell'attraversare tutti questi anni, soprattutto per le fondazioni più storiche, quali stanno emergendo come competenze per il presente e il futuro, che è un tema che comunque provenendo dalla laurea Caposcari di economia e gestione delle attività culturali e insegnando adesso dall'altro lato della cattedra è interessante comunque approfondire, anche per capire quanto siamo in linea come istituzioni formative rispetto a quello di cui le fondazioni hanno bisogno. E infine una sezione sulle comunità, quindi quanto le organizzazioni hanno già presente quali sono le loro comunità di riferimento, quanto hanno già presente un identikit di chi è la persona a Venezia con cui vogliono parlare e quanto sono già in dialogo con questi gruppi e quali invece fanno ancora fatica a raggiungere. Questa è stata la parte più difficile, diciamo, della ricerca, perché la disponibilità, ovviamente passando da un approccio da remoto e da informazioni pubbliche a un approccio molto più qualitativo, qui davvero di andare a bussare porta a porta, il coinvolgimento è stato altalenante, diciamo appunto che c'è anche bisogno però di molto più tempo per coltivare questo rapporto e raccogliere questi dati in maniera qualitativa, per cui per fortuna c'è un proseguimento di questa ricerca e ci sarà qualcuno che porterà avanti questi risultati, su cui comunque ci saranno degli aggiornamenti, quindi verrete comunque tutti caldamente invitati alla seconda e definitiva presentazione dei risultati. Nel frattempo, se avete delle domande più nello specifico, anche vedo qualcuno che forse come giovane ricercatore o ricercatrice potrebbe essere interessato, io sono a disposizione anche per delle domande più specifiche, e invece se avete delle domande più immediate sono qua apposta. Grazie Angela, grazie Angela Nattivio, e credo che uno degli obiettivi sia proprio quello di raccogliere dei quesiti, forse ci sono, spero che ci siano in sala. Sandro, certo. Domanda molto ingenua, perché mi chiedo se l'obiettivo è quello di disegnare quella che è la realtà, l'incidenza del settore culturale in città. Mi chiedo, tutta l'altra parte, quella che non sono fondazioni, cioè nell'elenco non c'è nemmeno l'Istituto Veneto, cioè la Biennale, la fondazione presuppone un rapporto tra privato, cioè caratterizzata da un ente privato. Qui a Venezia noi abbiamo un'incidenza, scusate la voce, del settore pubblico, la Biennale, noi stessi, l'università. Cioè tutto questo enorme, che forse è anche maggioritario, perché poi, fra l'altro, anche tra le fondazioni, ognuno di noi vede delle fondazioni che hanno solo il nome, che non hanno l'etichetta, cioè la fondazione Virgilio Guidi credo che sia assolutamente solo un indirizzo di casa. Cioè invece l'altro settore è quello che effettivamente pesa anche molto di più. Questa era la mia perplessità. Mi spiace di non aver visto l'Istituto Veneto da nessuna parte. Grazie. Assolutamente, e appunto come vi dicevo all'inizio la ricerca partiva da
un'idea ben chiara di concentrarsi sulle fondazioni e quindi molta parte del tessuto culturale veneziano resta esclusa. Io vi posso dire anche che ho tenuto comunque traccia di tutte le altre organizzazioni che escono fuori in collegamento alle fondazioni, che assolutamente una mappatura dell'ecosistema veneziano dovrebbe integrare tutti questi elementi. Sarebbe poi interessante, come vi dicevo all'inizio, andare a mappare i contatti, perché potremmo scoprire per esempio che la rete è piuttosto tra fondazioni e altre associazioni o enti con un'altra configurazione giuridica, piuttosto che tra le fondazioni stesse, anche per capire quali sono i vuoti in questa rete, quindi le organizzazioni che non stanno parlando tra di loro e che invece potrebbero trarre beneficio dall'entrare in collegamento. E appunto, come vi dicevo, è un punto di partenza almeno per avere chiare le fondazioni, e da qui poi nulla vieta di non fare un esercizio di proprio analisi della rete, andare a chiedere ad ognuna di loro con chi abbia rapporti e con chi collabori, in modo da iniziare a riempire i buchi in questa grande lavagna del tessuto veneziano. Se posso dire solo una parola rispetto a questa domanda di perché non c'è l'Istituto Veneto. Il punto di partenza che noi abbiamo dato a lei, ma insomma alla borsa in generale, non è stato quello di considerare l'attività culturale a Venezia. Non era questo il problema era di capire che cosa sta cambiando, quali sono i processi di cambiamento in corso, e nei processi di cambiamento in corso non sono tanto gli enti formalmente costituiti come enti culturali, quanto piuttosto le fondazioni, perché ne stanno nascendo tantissime, e quanto le fondazioni siano o meno in relazione fra di loro e con queste associazioni o società di servizi. Perché c'è anche questo aspetto, cioè quanto queste fondazioni stanno alimentando, l'impressione che ci sia questo fenomeno importante, delle società di servizio che magari sono a servizio di tutte le fondazioni insieme, mentre le fondazioni non si parlano fra di loro, però le società di servizi sono a servizio di molte fondazioni insieme. Allora è tutta una serie di reti, di quello che a cui accennava adesso Angela, che si sta modificando, è un terreno che si sta modificando proprio in questi anni, moltissimo. Cioè queste 54 che lei ha mappato, sicuramente ci sono anche le fondazioni più tradizionali tipo la Fenice o la Biennale, quelle si chiamano fondazioni a tutti i livelli, ma non è tanto quelli che lei ha cercato di misurare, quanto piuttosto queste di nuova istituzione, di nuova nascita, che in qualche modo modificano il panorama. Quindi non abbiamo la pretesa di fare il quadro delle attività, scusate, il quadro di tutte le attività culturali a Venezia, ci vuole altro. Se posso solo... Sì. Ma diciamo che la dottoressa Nativio, con cui mi rallegro perché veramente in 9 mesi, quanti sono stati? 10 mesi, 10 mesi, ha fatto veramente, vista anche la carenza di dati e lavorando soprattutto sui dati pubblici, non arrivando alla fase dell'interlocuzione uno a uno, mi sembra che veramente il risultato cominci veramente a delineare un quadro molto molto interessante. Ma il quesito posto era proprio quello, cioè gli elementi di modifica di un quadro che ci vorrebbe ben altro, come ha detto Donatella Calabi, per individuare un grande team di ricerca eccetera, gli elementi più dinamici e che introducono maggiori modifiche sembrano proprio legati a questa forma della fondazione, che è stata sostenuta non a caso negli incontri che avevamo fatto. Avevamo invitato Walter Veltroni, Giovanna Melandri, che sono stati coloro che a partire proprio dalle fondazioni liriche hanno come ministri caldeggiato questa forma, ecco. In questo senso avevamo posto questa domanda. Dopo è chiaro che il quadro è un quadro molto più articolato. Se posso aggiungere solo un punto sulle fondazioni vuote,
Assolutamente d'accordo. La fondazione, per quella struttura che vi dicevo all'inizio, di un impianto comunque vago per garantire autonomia, si presta molto più di molte altre forme organizzative a questo rimanere un'etichetta vuota, un modo per segnalare di essere a Venezia senza poi riempirla di contenuti. E ad oggi, senza andare a bussare alla porta e reperire i dati, dirvi che alcune di queste sono etichette vuote sarebbe non un risultato di ricerca, ma un risultato del mio vivere a Venezia. Iniziare a mapparle, però, era un primo punto, perché poi una volta che decidiamo che questa è l'infrastruttura condivisa, che guardiamo questi punti e quindi le domande diventano queste e proviamo a iniziare a ottenere delle risposte, vediamo cosa esce fuori in termini di risposta e poi abbiamo dei dati oggettivi per dire che è un'etichetta vuota piuttosto che un contenitore in cui succedono cose. Quindi assolutamente sì, serviva un po' questo punto di partenza per averle schedate e poi poter iniziare a fare domande. Tu avevi una domanda? Torno un po' sul titolo. Noi stiamo parlando dell'affermarsi del nuovo lavoro a Venezia, di filiere produttive in modo che aiutino a cambiare la base economica della città. Ecco, in qualche maniera, appunto, grazie intanto dell'illustrazione, perché è stata veramente esauriente, si legge il moltiplicarsi di queste, in qualche maniera anche il consolidarsi di una nuova filiera. Queste così come le gallerie d'arte, in qualche modo. Sì, scusate. Ecco, torno un po' alla domanda che faceva la dottora Calabria all'inizio, cioè o la segnalazione che ha dato. Un po' adesso siamo in campagna elettorale e i candidati sindaci stanno domandando che devono porre attenzione, come porre attenzione al fenomeno. Ecco, devo dire che negli anni passati, con il moltiplicarsi dei nuovi insediamenti, questa attenzione non c'è stata. Oggi tutte queste realtà consumano spazio, chiedono spazi e che in qualche modo molte delle fondazioni, che le ultime soprattutto, hanno chiesto cambi di destinazione d'uso di palazzi o anche solo di magazzini, di cose varie. Allora, questo è il campo in cui deve entrare in gioco l'amministrazione, perché non si tratta solo di agevolare un fenomeno che ha una sua autonomia e ha una sua corda, ma quella anche di riuscire a inserire questo fenomeno in quel processo di modi d'uso della città che diventa fondamentale, perché altrimenti teniamo presente che le foresterie domandano, cioè le fondazioni domandano foresterie, ci sono cambi di destinazione d'uso, l'ultimo in ordine di tempo in municipalità è passato il cambio dell'asilo dei Gesuiti in una nuova fondazione. E questo vuol dire ancora una volta domandarsi cosa succede in città. Le gallerie, cioè, c'è sempre una certa benevolenza nell'accettare questi cambi, perché si dice che la cultura fa sempre bene, però hanno degli effetti che vanno, secondo me, tenuti sotto controllo. Sono perfettamente d'accordo e se hai osservato all'inizio io dicevo prima di tutto conoscere per governare, perché sono convinta che questi processi vadano poi governati. Non è questa la sede ovviamente, ma il problema è proprio questo. Il fatto che oggi i candidati candidati sindaci sentano questo come un problema mi sembra comunque da sottolineare, mi sembra importante. È un fenomeno relativamente recente, questa è la questione. Oggi parliamo di fondazioni, la volta prossima dovremo parlare di edilizia. Che cosa sta cambiando nel lavoro nel settore edilizio? Perché anche lì credo che i cambiamenti siano significativi. Quant'è la forza lavoro che non è necessariamente italiana, non è necessariamente veneziana, quanti sono i migranti, che cosa cambia con il fatto che non c'è più il PNRR a disposizione. Io credo che questa attenzione per i cambiamenti è la ragione per cui è nato questo ciclo, è di misurare sì l'andamento della popolazione e quindi vi ho detto inizialmente abbiamo lavorato sui dati demografici, ma poi cercare di andare un po' più a fondo, perché non basta dire la popolazione di Venezia cala, a prescindere dal fatto che sta calando in tutte le città italiane e probabilmente europee,
ma cala, ma anche si modifica il modo di usare la città, e questo il contenuto vero di questo tipo di ragionamenti, di riflessioni. E il punto di partenza che ci siamo proposti, molto limitato, le nostre forze sono limitatissime, era quello di misurare, cercare di misurare il più possibile i fenomeni per metterli a disposizione della collettività e di chi deve governarla. Su questo punto io non sono un urbanista, ma vi do la trasposizione in politiche culturali e impatto di questo fenomeno, che è fatto di molti pochi numeri al momento e tante parole, e la narrazione degli ultimi arrivati è molto spesso, in termini di cambio di destinazione d'uso e spazio, di restituire nuovi spazi alla comunità, restituire palazzi che prima non erano agibili alla comunità. E qui allora inizia a essere molto delicata la questione, cosa vuol dire restituire questo spazio alla comunità, cosa viene restituito effettivamente alla comunità, se poi viene richiesto uno spazio per residenze artistiche. Lungi da me il dire che una residenza artistica non ha un impatto positivo sulla comunità se effettivamente l'artista si interfaccia con la comunità. In una città in cui ci sono grandissime barriere per l'accesso agli appartamenti, agli affitti, alle residenze a lungo termine, buttare l'impatto su restituire spazio alla comunità diventa una partita delicata da seguire, ecco, sicuramente. C'era una domanda? Ecco. Il titolo della conferenza oggi è Come cambia il lavoro a Venezia. Capisco che è stata un'enorme impresa codificare, classificare la natura delle fondazioni, ma volevo sapere come nel proseguimento della ricerca, come pensate di caratterizzare il lavoro che viene fatto sotto l'ombrello o meno di queste fondazioni, cosa viene svolto qua, cosa viene spedito in container da altrove, cosa viene dato in mano alle società di servizi, che è un'altra cosa che creare dipendenti. Lo dico come direttrice di non una fondazione ma un ente del terzo settore, dove facciamo molto fatica a dare dei posti di lavoro indeterminati alle persone che collaborano. Assolutamente, e questa è una sezione a cui è dedicato tutta una parte del questionario e del protocollo per le interviste, della fase che io adesso ho testato con un numero molto ristretto di interviste, ma che la seconda parte della ricerca dovrebbe concentrarsi e portare avanti. E c'è tutta una sezione su non solo quante persone lavorano con la fondazione, ma con che tipo di rapporto, quindi sono dipendenti, sono collaboratori occasionali, sono collaboratori occasionali che collaborano con la fondazione da 10 anni, vi avvalete di una fondazione, di una società di servizi, con tutti i limiti e i vincoli, sempre non per guardare già giudicando l'organizzazione. In alcuni casi non c'è abbastanza forza lavoro per portare avanti questo lavoro, bisogna servirsi di una società di servizi. Ovviamente a quel punto le regole contrattuali sono responsabilità della società di servizi e quindi la fondazione non ha più responsabilità su queste persone che però svolgono dei lavori all'interno della fondazione, quindi è importante mappare anche questo snodo fondamentale, direi. Sono tirocinanti, sono volontari, se sono tirocinanti quanti sono stati stabilizzati negli anni, se è stato possibile, perché non è stato possibile in alcuni casi. Molte fondazioni, soprattutto le più piccole, non hanno modo, appunto, come dicevamo, di stabilizzare nessuno. Gli viene anche chiesto se tengono traccia di cosa succede poi a questi tirocinanti nel tempo. Molte, ancora una volta, delle poche che ho sentito adesso per le interviste, non hanno un'infrastruttura che gli permette di fare dei sondaggi a 1 anno, 2 anni, 3 anni. È un compito che solitamente svolge l'istituzione di formazione da cui provengono, quindi l'università che li accompagna nel tirocinio di solito tiene traccia di questi dati.
L'altro punto interessante, secondo me, una volta arrivati a una prima sistematizzazione di questi dati dalla seconda ondata, sarà anche capire, in base alle risposte che arrivano, a quali altre banche dati si può andare a bussare per provare a integrare e a incrociare i dati ottenuti, per esempio Ca' Foscari o lo IUAV e il loro bacino di conoscenza di cosa succede ai tirocinanti dopo aver svolto il tirocinio, o in quanto a competenze come si incrociano con il mercato del lavoro a Venezia. Però assolutamente sì, è una delle cose che la mappatura guarda. Prego, Serena. La domanda era relativa... Prendi il microfono, se no... Mi scusi. Complimenti per la Grazie. conferenza. E volevo chiedere una cosa, forse è un po' superficiale la domanda, però mi incuriosisce molto. C'è modo di capire se questa fioritura di fondazioni sta mutando il tipo di turismo a Venezia? Questo è un altro Perché forse grande questo punto. sarebbe l'obiettivo. Da un lato una ricerca diversa, ma anche una parte di questa ricerca, nel senso che rispetto a tutta la mappatura, il turismo non è così rilevante come fenomeno per tutte le fondazioni, ovviamente, e quindi nel momento in cui si deve pensare alla famosa infrastruttura condivisa, forse questa è una delle parti da modulare di più. Dall'altro lato vi dico anche che sono pochissime le fondazioni al momento che hanno un sistema o una struttura sistematica di monitoraggio di chi è la persona che arriva in fondazione e arriva a visitarle. Se staccano biglietti e tramite un sistema di registrazione forse ancora riescono a catturare dei dettagli, altrimenti molti potrebbero, soprattutto le più piccole, potrebbero non avere un identikit chiaro di chi è che entra in fondazione. E quindi bisogna partire ancora più a monte del ok, decidiamo che questa cosa è una cosa che siamo interessati, però lì davvero collettivamente e a livello di fondazione a investire risorse nell'indagare, e da lì possiamo ottenere dei dati chiari su chi arriva e chi non arriva. Guardandola invece dall'esterno richiederebbe comunque un minimo di osservazione proprio di chi entra, del perché entra, e lì credo anche tutto uno studio del sistema promozionale dell'infrastruttura turistica veneziana, quindi quali meccanismi spingono i turisti a venire a Venezia e nel momento in cui vengono a Venezia a fare alcune traiettorie piuttosto che altre. Mi viene banalmente in mente che sarebbe molto interessante vedere come Instagram rappresenta Venezia e che contenuti vengono spinti e quali mete da visitare vengono proposte ai visitatori, anche inconsciamente. Non so se questo risponde del tutto, però si apre tutto un mondo appunto su questo legame tra turismo e cultura, per cui i dettagli sui flussi dei visitatori sono ancora molto limitati per soprattutto le organizzazioni più piccole che non tengono molto traccia. Buonasera, volevo chiedere se i bilanci di queste fondazioni sono pubblici, perché penso che l'analisi sarebbe molto interessante, perché possono esserci sotto fenomeni di, scusate il neologismo, art washing invece che greenwashing. Assolutamente, purtroppo non tutti. Gli enti del terzo settore è richiesta da legge la pubblicazione dei bilanci e l'amministrazione trasparente. Per molti altri l'amministrazione trasparente è molto poco trasparente. Di nuovo, nel bene e nel male, non è detto che tutte le organizzazioni che non hanno dei bilanci pubblici siano automaticamente dei fenomeni di art washing in cui il capitale delle fondazioni viene utilizzato per gestire in maniera diversa dei fondi. Molto semplicemente alcune, non avendo obbligo di legge, non pubblicano queste informazioni, e stavamo provando a capire come chiedere, come reperire quante più informazioni possibili anche sulla parte economica dei bilanci. Rimane un tasto estremamente dolente per le organizzazioni culturali in generale, su cui c'è estrema ritrosia a condividere i dati. Però ovviamente è una preoccupazione barra uno dei dati da tenere in considerazione. Sandro.
mia età potevo ricordare l'attività del COSES, che qualcuno qui ricorderà, che purtroppo è stato smantellato, ma era uno strumento di straordinaria efficacia per la valutazione di tutti questi problemi in chiave statistica. Era fatto da ricercatori di primo ordine e ha svolto negli anni scorsi fino a un certo punto un'attività veramente notevole. Sarebbe da raccomandare a questi politici, fra l'altro non mi era piaciuta la parola regia che aveva usato qualcuno meglio usare la parola collegamento, qualcosa del genere, e di raccomandare ai politici magari di ripristinare quella struttura che aveva avuto un lavoro veramente notevole. No, io volevo tornare un attimo sulla questione che poneva Serena del se le fondazioni e fino a che punto hanno un impatto sul turismo. Io credo che questa sia una delle questioni importanti che ci eravamo posti e sulla quale non abbiamo assolutamente possibilità allo stato attuale di misurazione, che è quello della comunicazione, che giustamente ha citato Angela, nel senso che fra i mestieri o le competenze presumibilmente innovative richieste da queste fondazioni c'è anche tutto l'insieme di settori che riguarda la comunicazione. Lei prima citava Instagram, ma pensate alla quantità di strumenti di comunicazione che sono importanti. Le fondazioni cominciano a dotarsi di strumenti di comunicazione che sono poi quelli che invitano, che riescono in qualche modo a catturare l'attenzione dei turisti o dei visitatori in generale e che innescano dei meccanismi, ma tutto questo è molto in fieri. Potenzialmente però incentivano alcune competenze, alcuni mestieri che sono relativamente innovativi, che non fanno parte della codificazione delle attività più canoniche e tradizionali. Io credo che, per esempio, lo IUAV, per parlare di una cosa che te e io conosciamo, presumibilmente è investito di fatto da queste cose, perché all'interno di quelle società di servizi che si occupano di comunicazione per molte fondazioni, presumibilmente ci sono dei neolaureati o degli studenti o dei dottorandi di IUAV. Cioè, cioè il fatto che lei citava prima potenzialmente quello di mettere poi in relazione con una banca dati di altre istituzioni, fra cui le università, o comunque gli enti di formazione, credo che questo sia uno degli aspetti importanti da mettere in cantiere. È un lavoro da fare, chiaramente, che non poteva fare Angela Nattivio in 10 mesi di lavoro da sola. Scusa, non sentivo, non ho... No, dicevo le gallerie che aprono in continuazione. Esattamente. In un negozio smantellano e aprono. Una galleria. Sì. Ce ne sono tantissime, non solo, ma ce ne sono tante che si sono trasferite a Venezia da altrove, perfino da Los Angeles. Quindi questo è un dato che conosco personalmente, di una galleria che esisteva a Los Angeles, che ha chiuso a Los Angeles e ha aperto in Campo Santo Stefano. Quindi queste cose appunto andrebbero, perché evidentemente potenzialmente i turisti, eccetera. Altre domande o riflessioni, osservazioni? Prego. Una curiosità, ci sono fondazioni morte o emigrate? Sì. Scusa, ti do del tu, sei molto più giovane di me. Ci sono dei dati su questo? Sì, allora io ammetto che al momento, cioè nel fare la mappatura, mi sono concentrata su quelle esistenti. Comunque me ne sono capitate un paio che, andando a scavare, il sito era ancora attivo, quindi parliamo di fondazioni arrivate da fuori nel 2020, tecnicamente ancora attive, ma una delle ultime ha annunciato che con il 2026 conclude il programma di residenze e lascia Venezia. Magari la lasciamo per la presentazione finale. No, perché è una notizia abbastanza recente e volevo finire di mettere i tasselli insieme, più che altro perché sarebbe poi lì
Sì, abbiamo già detto tante cose. No, sarebbe lì interessante andare a vedere, dato che sono ancora qui, quindi approfittare per di nuovo andare a bussare e capire cosa non ha funzionato. E comunque parlavamo di una fondazione che arrivava da New York con 2 programmi di residenze, uno a New York e uno a Venezia, e quello a Venezia chiude alla fine del 2026. E quindi anche lì interessante andare a vedere cosa è successo e perché la decisione di andare via. Si sa già la data della presentazione al Ferito? No, dobbiamo ancora definirla, no, altrimenti arrivavo con un bel cartellone. Là c'è un'altra domanda. Volevo chiedere, tanto bellissima presentazione, volevo chiedere, visto che ho sentito che molte fondazioni poi vengono dall'esterno, quindi hanno più un punto di vista internazionale, questo non causa a Venezia essere più una vetrina di esposizioni di prodotti internazionali che italiani? E come influisce poi sull'impatto sociale? Questo è uno dei punti a cui è dedicato tutta la fetta di parte di dialogo con la comunità, quindi innanzitutto andare a vedere chi queste fondazioni vedono come comunità con cui vogliono dialogare. Sono la cerchia di galleristi e altri frequentatori del mondo dell'arte contemporanea e semplicemente l'obbligo di essere a Venezia, di cui ci parlava il trafiletto dell'articolo prima, è tale per cui la sede deve essere a Venezia, però il pubblico a cui voglio rivolgermi è soltanto quello internazionale del jet set dell'arte contemporanea, o voglio effettivamente fare lo sforzo di mettermi in contatto con la comunità locale. E anche lì cosa significa la comunità locale? Sono i residenti, sono gli studenti, sono i lavoratori, una combinazione delle tre. Ho già identificato queste comunità. In alcuni casi non è stato fatto questo passaggio, quindi anche lì anche un tenere sempre a mente che si tratta comunque di organizzazioni non sempre così strutturate, e soprattutto le ultime che stanno davvero ancora aprendo, quindi tenete a mente che quelle che hanno annunciato l'apertura nel 2026 di fatto non vedranno il palazzo restaurato fino forse al 2028. Al momento non c'è un ufficio, non c'è un responsabile, non c'è personale. Io le ho mappate perché l'intenzione di aprire a Venezia è interessante ed è un dato, però al momento non c'è nessuno con cui parlare, che è parte del problema, perché non c'è ancora nessuno a Venezia e credo che se si stanno ponendo il problema di con chi vogliono parlare, con chi si vogliono relazionare, se lo stiano ponendo in questo momento. Grazie. Prego. Jane. No, volevo solo condividere un flash che mi è venuto in questo momento. Forse era meglio se stavo più tempo a riflettere, ma lo dico con tutte le health warnings, che è vero, sì, di non buttare via il bambino con l'acqua sporca necessariamente, che così come noi abbiamo delle domande meritate da fare su questa crescita esplosiva di fondazioni, c'è anche da dire dalle poche cose che so come residente cittadina di qualche conversazione che ho avuto, si spera che in futuro ci sarà un'amministrazione all'altezza di accogliere le opportunità che potrebbero portare, come la Venezia di una volta, che era molto internazionale, e non è che Venezia sa tutto, che in un altro contesto queste fondazioni possono forse dare di più di quello che stanno dando con fatica, senza interlocutori particolarmente sensibili o svegli. Senza un assessore alla cultura, esatto. Siamo d'accordo. Grazie, aiuto.
No, io volevo fare una domanda semplicissima. Siccome l'ultima fascia, quelle le più nuove, che sono 13, sono quelle che non risentono di tutte diciamo, le modifiche di valutazione dovute alle trasformazioni normative che riguardano peraltro dal punto di vista lavorativo, che è quello che pare interessare particolarmente, giustamente, questa sera e che aspettiamo per cui con ansia i risultati, sono quelle che hanno l'impatto lavorativo maggiore a tutta evidenza, cioè musei civici e Fenice. Quindi invece di queste 13, mi pare, no? Che sono nate recentemente negli ultimi 6 anni, quante sono dedicate all'arte contemporanea? Se sono tutte o se per caso ce n'è una che non rientra in questa categoria. Grazie. No, c'è un focus nascente sull'artigianato, questo anche senza andarvene a farvele rivedere, è l'altro grande filone che sta emergendo. Anche lì, appunto, il centro AICU ha tutto un suo filone di ricerca sull'artigianato, di cui io non faccio parte, però l'approccio all'artigianato fa molto la differenza, quindi anche lì come viene approcciato il tema dell'artigianato a Venezia come centro di eccellenza storico su alcune produzioni sarà molto da vedere, quindi quando si arriva con un focus così forte su un nuovo settore rispetto a quello dell'arte contemporanea, ovviamente noi speriamo in bene, però va monitorato anche questo e quindi anche lì nell'uscire dal tracciato dell'arte contemporanea, perché Venezia è una delle capitali dell'arte contemporanea, in termini soprattutto di impatto bisogna stare attenti poi a come ci si interfaccia con gli artigiani locali, con la comunità. L'artigianato fa molto presto a diventare una cosa tanto esclusionista e elitaria come altri settori del settore culturale, quindi questo è sicuramente un dato che emerge. Ma intanto mi congratulo per la ricerca, Grazie. ma anche per la sensibilità che hai dimostrato non solo nel fare un'analisi che necessariamente doveva essere quantitativa e localizzativa, ma già aperta alle problematiche che questo fenomeno presenta. E quindi non ho dubbi che riuscirai a sviluppare sicuramente anche il fenomeno col quale si stanno creando, che ha portato alla formazione soprattutto sempre più di queste cose che vengono chiamate fondazioni. Secondo me un aspetto che dovrebbe essere, si dovrebbe riuscire ad indagare, forse anche col tipo di attività che viene svolta e la periodicità con le quali queste fondazioni operano, sul tipico fenomeno che è di diffusione di richieste fuori dagli eventi importanti, che in questo caso a Venezia sono la Biennale. In altri contesti li chiamano fuori salone, ma in altre città, Milano in particolare, il fuori salone ha cambiato letteralmente la fisionomia di interi quartieri, perché si è creato una domanda di spazi, perché il valore posizionale è quello che conta e il valore posizionale di Venezia è incommensurabile, e quindi questo fenomeno, e mi ricollego appunto al fatto delle finte fondazioni, come diceva appunto l'intervento che mi ha preceduto, cioè capire che cosa si vuole lavare il problema è appunto riuscire a capire quante connessioni, perché tu dicevi le relazioni che si instaurano tra fondazioni, però secondo me il fenomeno biennale e quello che è la ricaduta della Biennale rispetto alla richiesta di spazio non è indifferente proprio per capire anche una parte di questo fenomeno, perché questo poi deve essere controllato politicamente. Diversamente questa cosa ha, come il fuorisalone che non è stato per niente governato, ha cambiato letteralmente, anche perché bastano periodi brevi, la Biennale ha periodi sempre più lunghi, per cui essere a Venezia diventa sempre più importante, ma vuol dire cambiare completamente l'assetto in poco tempo, perché poi è la velocità
con cui questi processi avvengono è un altro aspetto importante, perché in poco tempo, come i B&B non governati, poi diventano degli elementi che è difficile cambiare dopo. In velocità, se posso, assolutamente. Da un lato è un po' quello del fuori salone e degli eventi collaterali, è un po' un mondo che forse è il contrario delle fondazioni, ma molto collegato. Nel senso, stabilire una fondazione a Venezia è un processo che richiede tempo, per quanto poi vuoto o meno possa essere il contenitore, però appunto, come vi dicevo prima, ci sono fondazioni che hanno annunciato la costituzione della fondazione nel 2022, che solo nel 2026 iniziano a effettuare effettivamente mostre, aperture, nel frattempo hanno fatto lavori di restauro. Comunque, se vogliamo tracciare tutta la filiera, hanno impiegato manodopera più o meno qualificata, speriamo molto qualificata, per i lavori di restauro, si è creato del lavoro, sono comunque sul territorio da almeno 3 anni ormai. Dall'altro lato c'è la via molto facile, quella del singolo evento. E molte delle mappature che erano state fatte negli ultimi anni si erano concentrate forse un po' troppo sugli eventi e quindi sui singoli eventi. Come sempre, la figura completa di tutto l'ecosistema si può avere soltanto intrecciando le due realtà e quindi capendo chi c'è tecnicamente tutto l'anno e anche lì dove è distribuita la programmazione, perché se la fondazione c'è e ha una sede fissa ma apre soltanto in occasione del vernissage della Biennale e del finissage, qual è l'impatto per la comunità che invece è lì tutti gli altri 360 giorni dell'anno? E a questa fotografia va dopo messa insieme quella degli eventi collaterali che assolutamente andrebbero mappati, è tutto un mondo e quindi uno degli spin-off, li vogliamo chiamare, o delle altre possibili, sono tutti tassellini di un unico grande puzzle e questo era un primo tassellino, ecco. Va bene, se non ci sono altri interventi chiudiamo qui, vi ringrazio per la vostra presenza.